Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ieri la scarcerazione di Massimo Zen dopo la grazia del Presidente della Repubblica e quindi la prima notte a casa, in famiglia, di nuovo dalla moglie Franca Berto. Massimo Zen era stato condannato a 9 anni e 6 mesi per aver ucciso un bandito e poi è intervenuto il provvedimento del Quirinale. Rivediamo l'intervista esclusiva di Luisa Bertini e poi sentiremo le emozioni di Zen dopo questo primo giorno di nuovamente a casa. Fa caldo, è finita e basta, mi interessa curarmi, cosa essenziale, e poi un po' alla volta riprendere in mano tutto quanto e stare con mia moglie. Qual è la prima emozione? Caldo. No, essere fuori da qua e tornare a casa, da quello che avevo lasciato. Se l'aspettava questo epilogo? Sì e anche no, è stata una bella battaglia, ci è voluta la salute per ottenerla, la vittoria, però alla fine sono fuori. Ecco, questi 30 kg mancanti? Se non puoi mangiare per problemi di salute, 30 kg li perdi. Non sono pochi 30 kg. In tutto questo tempo ci sono state tante persone che hanno creduto in lei, sua moglie in primis. Sì, lei devo ringraziarla perché lei è la mia forza. E poi ho visto che i veri amici sono rimasti. Ho fatto un po' di pulizia, farò un po' di pulizia attorno a me, questo è servito anche a questo, è servito a fare un po' di pulizia attorno. Adesso una volta tornato a casa, quali saranno le prime cose che farà, le prime cose a cui penserà? Beh, intanto rivedere tutta la famiglia, vedere mio papà che sta male e poi curarmi e poi ricominciare a lavorare. Adesso si guarda un po' al futuro, obiettivi? Obiettivi, riprendere in mano tutti i progetti che c'erano prima di entrare, che non sono pochi. E devo finire anche a studiare alcune cose per un progetto. Ce ne dica qualcuno? C'è il discorso dei cani in ballo, devo finire a fare gli esami come educatore cinofilo, c'è l'attività che ho lasciato, la palestra, però in primis si viene la famiglia in tutto e poi tutto il resto. Quando c'è stata la concessione di grazia, qual è stata l'emozione, la prima cosa a cui ha pensato, insomma, l'incredulità forse? Io sono salito dal canile alle 7:20 e non lo sapevo. Lo sapevano tutti fuori che io, lo sapevano. Sono arrivato su, me l'hanno detto e poi ho visto il telegiornale, ci speravo. Era l'ultima spiaggia collegata alla salute, per cui adesso è finita. Non ci ha creduto subito? No, ci ho messo un po' a crederci. Ho dovuto rivederla più di una volta, ho dovuto. Io chiederei qualcosa anche a sua moglie, perché in tutti questi anni è stata sempre presente anche con noi. Finalmente abbiamo finito una lotta che è stata lunga, faticosa, ma in due si supera tutto. Adesso l'auspicio per il futuro, lasciarsi tutto alle spalle. Ci lasceremo sicuramente, cercheremo di lasciarci alle spalle, sarà difficile, sarà un po' dura, però dai, ce la facciamo. E la sua di emozione oggi? Beh, incredibile. Io ero abituata a coccolarmelo anche dentro, però un conto è dentro le due mura, un conto è fuori che so che viene a casa con me. Adesso le prospettive? Prospettive, la vita normale, che è una grande cosa. Non vedo l'ora di tornare a fare la moglie, quella che alla mattina va a lavorare e brontola contro il marito. E questo ieri all'uscita dal carcere con la moglie Franca Berto, l'intervista esclusiva di Luisa Bertini. Andiamo in diretta da Federico Fusetti e da Andrea Beretti per la parte tecnica per sapere come è passata questa prima notte di nuovo in famiglia. A te Federico.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Avete sentito le prime parole a caldo dopo l'uscita dal carcere di Massimo Zen. Oggi io e Andrea Benetti siamo invece venuti proprio nell'abitazione di Massimo Zen e di Franca Berto, quindi insomma qualche riflessione soprattutto legata alla prima notte a casa, ma anche al futuro, e anche qualche considerazione tornando a quella terribile notte del 2017. Allora sentiamo insieme le parole di Massimo Zen e di Franca Berto e poi la linea può tornare allo studio. Massimo Zen e Franca, buongiorno naturalmente, grazie per averci accolto nella vostra casa. Insomma, la prima domanda è anche un po' banale: la prima notte a casa, ha dormito? È stato un po', diciamo, sopraffatto dalle emozioni? Dormito a tratti, però nel mio letto. Quella è la cosa importante, e con lei vicino. Quella è la cosa più importante. Dal carcere a casa cambiano gli spazi, ci sono gli affetti, c'è la libertà. Cambia tutto, cambia. Spazi, ritrovi i tuoi affetti, ritrovi il tuo mondo, cambia tutto ed è un bel salto. Non è facile da affrontare, ci vuole un po' di tempo, però pian pianino con la famiglia vicino recuperi tutto. Quando si è aperto il portone del carcere? Si è aperta la porta per uscire, perché là c'è una porta per uscire, ma già quando mi hanno detto sali e preparati le cose facevo fatica a crederci. Stavo aspettando, però non davo per scontato una cosa così veloce o positiva, perché poi le decisioni aspettano sempre al magistrato, alla legge, quindi è stata una bella botta. È stata. Adesso la salute, il lavoro, gli affetti, in quale ordine? Salute, perché settimana prossima devo cominciare a recuperare la salute. Lavoro, per sistemare tutte le cose che sono da sistemare, ma nel lavoro e nella salute in mezzo c'è mia moglie, mio papà e mia mamma, che li vedrò oggi perché mio papà non sta bene, e recuperare tutti la famiglia. Che limitazioni ha adesso? Ho dalle 22 alle 7 di sera, e poi altre limitazioni: devo sentire la UEPE, devo parlare con loro sugli orari per andare a fare volontariato, per il lavoro, devo parlare con la UEPE. Non vede l'ora? Sì, un po' alla volta, 2 o 3 giorni, diciamo che se anche non comincio subito, però prima devo iniziare con la salute, poi il lavoro può aspettare 2 o 3 giorni. Gli amici? Gli amici ieri tanti, sia al telefono e qualcuno qua anche, ne mancano ancora. Una bella pulizia, questo è servito per fare una bella pulizia attorno a me, che continuerò a fare, quindi amici e non amici, e quelli che si consideravano amici. Però questo è servito a fare una bella pulizia. Diciamo che nel male una cosa positiva c'è. Qualcuno da ringraziare? Allora, principalmente lei, che mi è sempre stata vicina, e mia moglie è come tanti la definiscono, una macchina da guerra. Poi devo ringraziare lo studio Pinelli, l'avvocato Berardi, perché ha sempre creduto in quello in me, nella storia, e ha sempre fatto il suo lavoro egregiamente. E ieri in tutte le cose non l'ho ringraziato subito, ma non perché non lo considero un amico, una brava persona, o non abbia fatto il suo lavoro, ma solo perché ieri c'è stata un'inondazione da quando si è aperta la porta del carcere, quindi però veramente lui ha fatto tanto in ogni momento, e mi diceva facciamo questo, facciamo quello, e io ci ho creduto in lui e lo meritava tutta la fiducia di questa terra, meritava. 2 domande personali, se vuole rispondere. Ripensando a quella notte, lo rifarebbe? Quella notte pensi al prima e al dopo, quindi devo ancora trovarci in mezzo un sì o no, lo rifarei, non lo rifarei. È una cosa, allora, è sempre brutto quando muore una persona, chiunque sia,
soprattutto quando non è voluta la cosa, perché non è stata fatta apposta. Però nel prima e nel dopo non lo so, devo ancora, per certe cose sì, per certe cose no, non lo so, ti dico la verità. E ha un messaggio per la famiglia Maior? Il messaggio è quello che avevo detto in primo grado, che mi dispiace, non è stata una cosa voluta, purtroppo è andata così, questo basta. L'amore per i cani è continuato anche durante il periodo del carcere, ha continuato a studiare i cani. Fortunatamente in carcere c'è un bel progetto a Verona, e da quello che so anche in altri carceri, dovrebbe cominciare anche a Padova, sempre con la stessa associazione, di lavorare con i cani, con gli animali in sé, perché sono un grande aiuto un po' per tutti, un po' a livello di testa. Fortunatamente a Verona c'era questo progetto e ho fatto più di 1 anno e mezzo giù e mi ha aiutato tanto. Mi ha aiutato tanto perché sei a contatto con gli animali, sei fuori sei all'aria aperta, non sei fuori, e per cui è un bel progetto che vale la pena continuare a sfruttare e aiuta molto le persone, aiuta chi ci crede. Giustamente in certi casi, se non ci credi o non riescono a fartelo credere, non ce la fai, però è un ottimo progetto che aiuta tanto. Grazie. Signora Franca se lo sta mangiando con gli occhi. Me lo sono sempre mangiata con gli occhi, anche in carcere, perché per me è il mio tutto. E nel febbraio avete sentito le parole di Massimo Zen e della moglie, intervistati da Federico Fusetti. Nel febbraio del 2015 Graziano Stacchio, benzinaio di Ponte di Nanto, si difese, soprattutto cercò di difendere una commessa che era rimasta in ostaggio di una banda di rapinatori all'interno dell'oreficeria di Robertino Zancan. Stacchio sparò, affrontò coraggiosamente la banda, sparò e difese quella commessa e rimase anche in quel caso ucciso un bandito. Andiamo in diretta a Ponte di Nanto da Daniele Garbin con Stacchio. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, confermo con me Graziano Stacchio che, come ricordavi, l'episodio si è trovato in una situazione estremamente difficile, come Massimo Zen, insomma, si è suo malgrado trovato a difendere una ragazza proprio alle nostre spalle in quella che era una filiale dell'oreficeria di Robertino Zancan. Lei che ha assistito, immagino, alla liberazione di Zen, innanzitutto cosa pensa di questa vicenda? Insomma, aveva anche contribuito alla richiesta di grazia per Massimo Zen. Sì. Beh, io non c'ero, ma c'ero con il cuore e con la mente. Doveva andare a finirla così, perché effettivamente lui, per difendere lo Stato, per difendere se stesso, avrà fatto qualche, imprudenza, qualche sbaglio, per carità, sulle consegne, su tutto quello che è la roba burocratica, però a condannare una persona che io sono convinto che lui non ha sparato per uccidere, perché se sparava per uccidere sparava davanti e non dietro. Però il fatto è che trovarsi in una situazione così, che già il dispiacere, perché ricordatevi, legittima difesa sì, sulla legittima difesa, ma quando capita questo anche alle forze dell'ordine, che ci scappa il morto, guardate che il dispiacere rimane, sapete, uno può essere a posto con la coscienza, ma il dispiacere poi rimane, e dovrebbe essere aiutato anche moralmente una persona. Viene distrutta, ho capito che c'è quel risarcimento fanatico che c'è solo per i malviventi e non c'è per le vittime, però purtroppo questo da 10 anni è successo il fatto da me a oggi, che si parlava allora di Far West. Dove siamo arrivati? Datemi una risposta voi, e dove andiamo a finire? Perché se il messaggio è che questi baldanzosi ragazzoni, che tutti quanti palestrati, che vanno a fare queste cose, si sentono anche, protetti di una certa parte, le famiglie se ne interessano un cavolo, perché male che vada si liberano di una persona difficile da gestire e si portano a casa anche i soldi.
Insomma, adesso questa è una questione personale, dopo lasciamo anche ai familiari, però lei che ha avuto un'esperienza simile e comunque di fuoco e di uno scontro, lei tra l'altro non era neanche lei che cosa sente? Dico giustamente questo, perché quella persona che ha perduto la vita qui a 42 anni, la famiglia sapeva cosa faceva, è questo che io resto. Dove va in giro la notte? A far cosa? Ecco, e andiamo sempre avanti così. C'è anche un problema di legittima difesa, lei proponeva che comunque di difesa è un momento difficile, vediamo anche con tutti i fatti di cronaca più o meno gravi la settimana scorsa, anche persone a casa di Gio Formaggio qui lontano reagiscono all'imperversare e paradossalmente si sosteneva anche in quel caso che è difficile rispondere se non fai da te, perché le forze dell'ordine arrivano fino a un certo punto e nasce la frustrazione. Lei che in qualche modo ha portato avanti la questione della legittima difesa, che comunque è legittima, adesso a distanza di tempo, come vede la questione? La questione è semplice. Abbiamo un organico di forze dell'ordine che è in eccedenza e in sovrappiù. Cosa servono? Quando possono agire? E che soddisfazioni hanno? Va prima fuori dalla caserma il delinquente che loro? Ditemi voi. Direttore, se ci desideri fare qualche domanda siamo qui a disposizione, abbiamo anche commentato poco fa le immagini di ieri sera, per cui anche Graziano desiderava arrivare a questo risultato. Ecco, c'è qualcosa che possiamo riferire? Volevo che Stacchio resta... raccontasse anche un po' la sua vicenda giudiziaria, cioè poi alla fine è stato tutto archiviato, ma insomma ha passato anni davvero molto, molto difficili dopo la rapina. Sì. Ecco, no, diceva il direttore, lei ha avuto poi un'esperienza personale, è stato anche un epilogo doloroso e lungo, insomma la sua esperienza personale come è andata, è stato poi tutto archiviato, però insomma cosa le è costato quell'esperienza? Ti costano anni della tua vita, perché le rivivi ogni volta che apri la televisione, non si cancelleranno mai. Io ho avuto un risarcimento che ho dovuto accettarlo di 10.000 euro. E poi il risarcimento era di 50.000 euro. Io ho detto così che vengano dati in beneficenza, come sono stati dati in beneficenza questi, perché io ho considerato il fatto che nella vita, la vita è fatta di sacrifici e di rinunce. E deve essere così, perché sono quelli che ti danno più soddisfazione. Troppo facile prendersi un'arma in mano e andare ad assaltare le famiglie, gli anziani, le attività commerciali. Perché questo? Perché deve capitare, perché succedono queste cose? Perché stiamo andando alla deriva, non ci sono più valori morali, abbiamo perso i nostri valori cristiani e questo mi dispiace, perché non abbiamo visione di un futuro se non prendiamo. Non vogliamo arrivare come il Giappone, che hanno ricostituito la pena di morte. Hai capito dove siamo arrivati? Certo. Col senno di poi lo rifarebbe? Ma devi farlo. E io sono stato educato a questo. Quando ho fatto il militare io, pensa un po', erano gli anni in cui si andava a minare i ponti e le strade e le ferrovie nel nord-est dell'Europa, nel nord-est dell'Italia, per fermare l'invasione russa. Pensa un po' quanti anni sono passati. Io ho giurato sulla bandiera, è vero questo, è verità, queste cose non esistono più. Ho giurato sulla bandiera di difendere la patria e lo Stato. La patria e lo Stato è diventato un paese, ma sotto un regime, diciamo, popolare europeo, che le risposte sono evasive e non andiamo da nessuna parte. Ecco, visto anche l'argomento e l'attualità che ritorna drammaticamente, ne parlavamo prima, magari potrebbe essere ospite una trasmissione apposita a Focus Serale. Direttore Graziano, su questo avrebbe qualcosa da dire se riterrai opportuno. Certamente, Daniele, grazie molte a te, al nostro operatore Andrea Benetti. Intanto mentre parlava Stacchio avete visto le immagini drammatiche dell'assalto all'oreficeria, uomini travisati, armati di piedi di porco, picconi, insomma è stata una notte terrificante soprattutto per la commessa che si trovava all'interno del negozio. Adesso andiamo in diretta da Cristian Arboit a Borso del Grappa. Ricorderete la maxi rissa davanti ad un locale di Borso del Grappa. Sono stati identificati e denunciati 5 sudamericani. A te, Cristian.
Sì, buongiorno direttore anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Siamo tornati a Borso del Grappa a un mese esatto dalla rissa shock che si era registrata all'esterno del bar Eden. Dopo un mese di indagini articolatissime sono stati denunciati questi 5 soggetti, tutti cittadini sudamericani di età compresa tra i 25 e i 48 anni, tutti tra l'altro residenti in provincia di Vicenza. Nel dettaglio si tratta di un colombiano 36enne incensurato, un colombiano 26enne con precedenti, un dominicano 48enne con precedenti, un dominicano 30enne con precedenti e un colombiano 25enne incensurato. In realtà poi quella rissa aveva visto anche altri soggetti partecipare, scene da autentico Far West che erano state raccontate anche dal primario del SUEM Pedemontana Emergenza Tommasi ai nostri microfoni. Raramente in una comunità del genere si erano viste scene come quella. Lo vedete anche dalle immagini che forse vi stiamo già trasmettendo: cocci di bottiglia a terra, sangue, tanto sangue, cibo lanciato in aria e tutto quanto scoppiato a quanto pare probabilmente per aver alzato un po' troppo il gomito, insomma una maxi rissa alcolica, così era stata ribattezzata. Ebbene, dopo un mese di indagini siamo qui a commentare una notizia positiva, certo. Sindaca Ravagnolo. Buongiorno. Sì, una notizia positiva che dopo un mese di indagini i carabinieri sono riusciti a identificare 5 soggetti grazie anche alle videocamere che sono posizionate in quella zona. Perché questo è il punto, voi avete un territorio disseminato di telecamere, queste sono state utilissime ai fini dell'indagine, questo è anche sottolineato dagli stessi carabinieri. Assolutamente sì, l'amministrazione comunale ha voluto proprio anche con l'amministrazione precedente posizionare videocamere in tutto il territorio, abbiamo una copertura quasi totale, ci manca solo nella frazione di Semonzo del Grappa dove abbiamo problemi tecnici, ma prima possibile cercheremo di risolverli e di posizionare anche lì delle videocamere. Quindi resta un po' la parte buia, quella di Semonzo, per motivi di connessione, diciamo. Per motivi di connessione, sì. Ciò nonostante abbiamo nelle strade principali però la connessione senza nessun problema. Senta Sindaco, questo è stato un fatto particolarmente sconvolgente per la comunità. È un caso raro che possiamo definire unico nel suo genere, oppure c'è un problema più diffuso di microcriminalità? Lei come la vede? Allora, no, è un caso raro e spero che sarà l'unico e non si ripeta mai più. Questo è importante anche perché appunto è un paese di Borso, è un paese anche abbastanza tranquillo, diciamo, non abbiamo particolarità grosse. È un paese a cui anche noi come amministrazione comunale abbiamo un occhio di riguardo, anche perché come comune diamo anche dei progetti soprattutto a livello giovanile per aiutare questi ragazzi, questi giovani a entrare nella retta via eventualmente. Ecco, quindi parliamo di baby gang, disagio giovanile più in generale. A tal proposito, da pochi giorni c'è questo nuovo progetto di operatori in strada, dico bene? Sì, c'è sempre stato e anche quest'anno abbiamo identificato una cooperativa che farà questo progetto in strada e aiuterà i nostri ragazzi, eventualmente quelli che ne hanno bisogno, e verranno segnalati se c'è necessità, insomma. Grazie Sindaco. Ravagnolo, vi ricordo direttore, questi 5 soggetti denunciati per rissa aggravata, quindi per la maxi rissa, ma anche per le lesioni. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto furono 2 i soggetti che riportarono delle ferite, poi appunto giudicate guaribili, ma insomma resta ancora lo sconcerto per quell'episodio nelle scorse ore, questo epilogo di tipo giudiziario. Vedremo come andrà a finire. Per il momento da Borso del Grappa è tutto, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte a Cristiana Arboet e Nicoletta Rizzetto. E qui si trattava di persone adulte che avevano alzato il gomito. A Bassano del Grappa invece bande di ragazzini scatenati in città. Sentiamo cosa ha detto il sindaco di Bassano, Nicola Finco.
problemi della sicurezza sono legati soprattutto ai minorenni, cosa abbastanza anomala rispetto ad altre città del nostro paese, però oggi il problema è legato principalmente ai giovani e quindi sappiamo che sono giovani oltretutto nell'età fragile, quindi che hanno bisogno di essere anche accompagnati e hanno bisogno anche di essere ascoltati, però da quello che stiamo vivendo proprio in questi mesi forse a volte mancano anche le famiglie. Tredicenni all'ospedale dopo una rissa alle giostre, minorenni che accoltellano altri giovanissimi, bande di ragazzini che si inseguono nelle vie del centro, minori che sfidano l'autorità sapendo che quasi certamente le loro gesta resteranno impunite. Dopo il DASPO dal centro storico al ragazzo che era diventato lo spauracchio del salotto buono cittadino, si torna a parlare di giovanissimi senza freni e lo stesso sindaco ricorda ancora una volta che il primo punto di riferimento restano le famiglie. Chi ha il controllo costante di questi ragazzi sono le famiglie, per questo so che oggi noi viviamo in una società sempre più frenetica, tutti siamo presi dal lavoro, da mille impegni, però i ragazzi soprattutto nella fascia adolescenziale vanno veramente tenuti sott'occhio con la massima attenzione, non tanto perché dobbiamo controllarli a tutti i costi, ma proprio perché vista la delicatezza dell'età devono essere accompagnati e soprattutto se vediamo qualche sbandamento dobbiamo cercare di riportarli subito sulla giusta strada. A volte però le famiglie sono assenti o i genitori non riescono a gestire situazioni sempre più complesse, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, proprio a Bassano. Che cosa si può fare? Se lo chiedono anche le istituzioni. Il lavoro che bisogna fare non è tanto un lavoro di sicurezza, perché la città è sicura, ma dobbiamo veramente lavorare istituzioni pubbliche, scuole, famiglie per cercare di capire dove sta il problema di queste bande di giovani che scorazzano per la città combinando di tutti i colori, ma soprattutto cosa noi possiamo fare proprio come istituzioni per andare incontro anche a quelle che sono le esigenze delle famiglie stesse. E questo era il sindaco di Bassano e sui Maranza che stanno spadroneggiando nella città il Fratelli d'Italia è molto chiara, dice finita la pazienza, non può esserci dialogo. La pazienza è finita e con i Maranza, con i gruppi di giovani che terrorizzano la città non si può più avere un dialogo. Parole pesanti come macigni che arrivano dalla componente di Fratelli d'Italia del governo cittadino e che si spingono ben oltre il DASPO, le richieste di collaborazione alle famiglie e all'istituzione scolastica portate avanti dal sindaco Nicola Finco. Ancora una volta la libertà dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie è messa a rischio da un gruppo di balordi che per pochi spiccioli mandano in ospedale un ragazzino tredicenne che aveva solo voglia di divertirsi e di fare qualcosa di nuovo e farlo anche da solo, visto che comunque era la prima volta che non andava accompagnato dai propri genitori. Fratelli d'Italia lancia un avvertimento alla politica bassanese e ai cittadini. Un monito che dipinge un futuro molto diverso dalla vita quotidiana a cui sono abituati i bassanesi. Non abbiamo ancora capito che abbiamo a che fare con persone che la pensano diversamente da noi, che hanno la capacità di riunirsi, di fare branco, di arrivare ai loro scopi senza guardare a nessuno. E in un ambiente come il nostro loro hanno gioco facile. Il motivo è presto detto. Per il partito di Giorgia Meloni la situazione è diventata inaccettabile perché le cose in città sono cambiate troppo rapidamente. Ritengo che non si possa più pensare o tollerare o anche ragionare su dialoghi, su altre cose che oggi veramente non hanno senso. Queste situazioni, queste cose, queste modalità possono essere utili solo e esclusivamente se dall'altra parte c'è qualcuno che riceve questo messaggio, ma dall'altra parte non abbiamo questi elementi, queste persone. In genere questi episodi sono anche accompagnati dal degrado delle nostre città. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi a Mestre al Parco Piraghetto. A te Anna Maria. Sì, buongiorno direttore, proprio di degrado parliamo qui al Parco Piraghetto, in particolare come ci è stato segnalato da alcuni residenti dell'area cani del parco, trasformata in discarica tra rifiuti, cemento e pericoli ovunque. Adesso con Andrea
con Alberto Pivetta entriamo per verificare appunto qual è lo stato di degrado e incuria di questo parco. Apparentemente non si nota nulla, ma ecco cominciano le buche, eccole qui nascoste un po' dall'ombra. Qui i cani non possono correre né giocare, qui non c'è sicurezza né per gli animali né per le persone. Direttore, solo il rischio di farsi male. E continuiamo sempre con Alberto Pivetta che mi segue e vediamo che c'è cemento ovunque, ma un cemento che è anche ballerino, non è stato proprio neanche è stato divelto dai rami degli alberi. Insomma, l'abbandono è totale, non c'è alcun intervento di manutenzione, nessuna cura da parte delle istituzioni. Andiamo ancora avanti, qui ai piedi del cavalcavia, rifiuti ovunque. Com'è possibile che i cani possano giocare? Rifiuti ovunque lasciati da chi naturalmente viene qui la notte e staziona sotto al cavalcavia. Un'area che doveva essere dedicata agli animali e ai loro padroni è diventata l'ennesima ferita urbana. E chiudiamo questo collegamento con un'altra situazione veramente pericolosa, è quella di un albero che è stato abbattuto e adesso ne rimane soltanto una parte del tronco, però evidentemente è l'ennesima buca. Guarda qui, direttore, vedi? Qui insomma l'abbandono, dicevamo, è proprio totale. Il messaggio che arriva è chiaro: questa zona non può essere frequentata né dai cani né dai loro proprietari, perché qui c'è il rischio veramente di farsi male e l'amarezza è tanta. La linea torna a te, direttore. Naturalmente maggiori dettagli nel corso del nostro reportage della sera. Grazie molte Anna Maria Parisi e Alberto Pivetta per la parte tecnica. Oggi in regia ci sono Francesca Pezzo e Tommaso Migot e passiamo anche ai maltrattamenti in famiglia. È successo nel quartiere Arcella, un braccialetto elettronico per un 60enne che ha picchiato la moglie e la figlia. È l'ennesimo episodio di violenza familiare a Padova. Un 60enne è stato fermato la scorsa notte dagli agenti della squadra volante in zona Arcella, intervenuti su segnalazione di una feroce lite domestica. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo, alterato dall'abuso di alcol, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la moglie di 60 anni e la figlia di 33. Quest'ultima, intervenuta per difendere la madre, sarebbe stata ferrata con forza e minacciata di morte. L'uomo, già destinatario di un ammonimento del questore per condotte simili risalenti ad agosto, è stato arrestato in flagranza e trasferito in carcere. Dopo la convalida dell'arresto, per lui è scattato l'allontanamento da casa, il divieto di avvicinamento e l'uso del braccialetto elettronico. In manette nella stessa serata anche un 42enne di origine ivoriana, in seguito alla revoca degli arresti domiciliari disposti per maltrattamenti in famiglia e resistenza pubblico ufficiale. L'uomo, già condannato dalla Corte d'Appello di Ancona e poi dalla Cassazione, era stato sorpreso fuori casa durante un controllo, violando le prescrizioni imposte. Da inizio anno il questore di Padova ha emesso 178 ammonimenti, di cui 130 per violenza di genere e 48 per atti persecutori, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2024. Un fatto gravissimo a San Donà di Piave: un uomo è stato inseguito da un'altra persona che lo ha minacciato con una mannaia. Prima ha travolto il ciclista con l'auto, schiacciandolo letteralmente contro la vetrina di questo negozio Lady Nails, mandata in frantumi. Poi lo ha rincorso brandendo una mannaia da macellaio nascosta nel bagagliaio, con il ciclista che, sebbene sanguinante, ferito, sotto shock ma lucido, è riuscito a fuggire per un soffio e a chiedere aiuto, chiamando il 112. Il tentato omicidio all'1 nella notte tra giovedì e venerdì scorso a San Donà di Piave, lungo la centralissima via Ancillotto, a 2 passi dal Duomo. Qui, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno fermato subito dopo l'episodio di inaudita feroce violenza l'aggressore, un 50enne tunisino. Aveva nascosto in alcune siepi l'arma con 2 coltelli e un cacciavite.
tutti sequestrati. Il cinquantenne ora in carcere dopo l'udienza di convalida. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri che è presente, assidua, presidia il territorio, la nostra polizia locale. La scena da arancia meccanica per vecchie beghe personali, soldi non restituiti e la gelosia per una donna, è consumatasi nella stessa via dove il 14 giugno scorso un 17enne aveva dato fuoco ad un'attività di distributori automatici, distruggendola alle 4 del mattino con una bomba Molotov. Due fatti abbastanza gravi che non sottovalutiamo, ma due episodi isolati, tutti brillantemente risolti nell'arco di pochi giorni dalle forze dell'ordine. Vecchie ferite personali dunque che covavano dentro l'animo del tunisino cinquantenne da tempo e che sono esplose nel modo più violento. L'appello del sindaco affinché la comunità torni a riappropriarsi dei propri spazi pubblici, anche andando alla sera a teatro, al cinema, presidiando così le strade con la cultura e la socialità. È indispensabile che i cittadini abbiano la volontà e la voglia di uscire di sera e di non lasciare aree abbandonate a se stesse che diventano poi rifugio di malintenzionati e di persone poco raccomandabili. Ed è disperata una barista che a Villorba ha subito in 9 mesi ha subito un secondo colpo nel giro di 9 mesi nel suo locale, non sa più come tirare avanti, presto installerà le telecamere e dice basta accanirsi contro di me, voglio solo lavorare. Ieri sera a Focus sono arrivati molti messaggi che hanno detto aiutiamola. Io penso che sono le solite, io dico pubblicamente che non c'è niente da rubare, non ci sono soldi, non c'è niente da rubare, non vedo il motivo che continuate a venire nel mio bar, che non c'è proprio niente. Alla sera vi lascio anche la cassa aperta apposta, così si vede che soldi non ci sono. Parla direttamente ai ladri che sono stati nel suo locale Francesca Bruniera, titolare del bar in Via della Repubblica a Villorba, visitato nella notte tra sabato e domenica, un copione che si ripete tristemente a 9 mesi dal primo colpo alla fine di gennaio. È già la seconda volta che vengono a trovarmi e non ho parole, ecco, non so neanche cosa dire. I segni sulla porta d'ingresso raccontano di una vera e propria spaccata, l'uso di un piede di porco, ma non solo, a colpire la vetrata mandata parzialmente in frantumi, forse una mazza. Rispetto alla prima irruzione, stavolta i malviventi se ne sono andati a mani vuote, restano i danni ingentissimi. L'ho sostituita a gennaio di quest'anno, dopo l'altro furto, era completamente nuova, messa nuova e adesso è da rimettere nuova per la seconda volta. Ecco, possiamo quantificare il danno, sono diverse migliaia di euro. 4.500 euro di danni anche questa volta. Sicuramente metterò delle telecamere a breve. Faccio tutte le mie domande per essere in regola e mettere delle telecamere, poi vediamo se tornano e chi sono. In questo bar, aperto solo a inizio anno, Francesca ha messo tutta se stessa, ora chiede di poter andare avanti. Basta con questo accanimento, se è un dispetto, basta. Non vedo il perché di questo accanimento nei miei confronti, non ho fatto niente a nessuno e non vedo perché voi dovete farmelo a me. Andiamo a Padova adesso in diretta da Marta Zatta e da Sandro Ponchio perché gli studenti pro-Palestina hanno occupato la facoltà di sociologia. A te Marta. Sì, buongiorno, parlo piano perché mi trovo all'interno dell'Ateneo di Sociologia dove in questo momento circa un centinaio di studenti stanno assistendo alle varie tavole rotonde che da ieri sera si stanno susseguendo. Lo ricordiamo, ieri sera la comunità studentesca ha occupato l'Ateneo, oltre 200 studenti mostrano vicinanza alla comunità palestinese. In questo momento io mi trovo con Marco Nimis, coordinatore degli studenti
studenti Udo di Padova. Insomma, è da settimane e da mesi che state mostrando vicinanza alla comunità palestinese. Sì, è da 2 anni che in tutta Italia e anche a Padova, in diverse forme, le mobilitazioni in supporto alla Palestina appunto hanno attraversato le piazze, hanno attraversato i senati accademici, hanno attraversato le aule universitarie. Ieri abbiamo deciso di riunirci con tutte le sigle, con tutti i gruppi, con tutti i movimenti che hanno partecipato appunto alla costruzione di queste mobilitazioni in questi anni per lanciare un momento unitario che desse massimo supporto appunto alla popolazione palestinese in un momento in cui è chiaro a tutti che le vie della politica internazionale hanno smesso di assumersi le proprie responsabilità sulle spalle, stanno lasciando solo, oltre che l'equipaggio della flottiglia che ovviamente è in secondo piano, soprattutto il popolo palestinese che sta subendo un genocidio, per cui abbiamo deciso di riappropriarci degli spazi dell'università per parlare di questo. Abbiamo deciso di offrirli non solo agli studenti ma di invitare docenti che fossero disponibili a parlare insieme a noi di genocidio, di Gaza, di Palestina, ed è quello che sta accadendo in questo momento. Finiremo con un pranzo sociale e durante tutta la notte scorsa, durante tutta la giornata di oggi ovviamente siamo stati in collegamento in diretta costante con l'equipaggio della flottiglia. Questa occupazione è solo uno dei tanti passi all'interno del percorso mobilitativo, l'abbiamo visto con le piazze del 22, la società civile vuole e sa rispondere, per cui noi siamo pronti anche a rivendicare che da questa occupazione nascerà una forma di partecipazione sempre più estesa, sempre più forte a tutte le mobilitazioni che verranno lanciate nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, dai lavoratori, dalla società civile, dai movimenti. Il fatto che i luoghi di istruzione tornino a parlare di Gaza, tornino a parlare di Palestina e lo facciano sulle spalle, sulle voci degli studenti della comunità accademica è una responsabilità di tutti e di tutte nei confronti del popolo palestinese. Poi com'è anche l'AILA della giovane comunità palestinese? Insomma, il messaggio è forte, un messaggio forte e chiaro. Sì, il messaggio è lo stesso che stiamo lanciando come comunità studentesca in questa città, così come in tutte le altre città d'Italia da ormai 2 anni. Il messaggio è che noi siamo in solidarietà piena con il popolo e con la resistenza palestinese e sappiamo purtroppo che fino a questo momento la governance e gli organi di questa università non hanno dato agli studenti la risposta che gli studenti si aspettavano, ma sappiamo anche che in questo momento c'è una mobilitazione estesa, non solo geograficamente ma davvero estesa a tutti i settori. Sappiamo che l'università non può fare finta di niente e sappiamo che gli studenti premono affinché l'università dia finalmente una risposta per la quale insomma ci stiamo spendendo veramente da tanto tempo. Noi sappiamo anche che in questo momento sicuramente tutti gli occhi sono puntati sulla Sumud Flottiglia, anche in questa occupazione, come si è detto, ci sono dei collegamenti con la Global Sumud Flottiglia, ma dobbiamo insomma capire e gli studenti vogliono trasmettere che cosa la missione della Global Sumud ci dice. La missione di solidarietà ci parla in realtà di resistenza, ci parla in realtà di quello che tutti noi possiamo fare in tutti i nostri contesti, ci parla anche di quello che sta succedendo in Italia, ci parla dei portuali che stanno bloccando le navi dirette a Israele, ci parla dei lavoratori in sciopero, ci parla dei blocchi che ci sono stati anche in questa città e l'università insomma non è un contesto dal quale possono astenersi mobilitazioni. Gli studenti sono in università oggi e rimarranno in università anche dopo che insomma la missione della Global Sumud dovesse essere intercettata o dovesse arrivare a destinazione, perché noi sappiamo che gli occhi in realtà devono essere puntati sulla destinazione della missione della Sumud, cioè su Gaza. Noi sappiamo che purtroppo la situazione a Gaza, la situazione genocidaria che l'occupazione israeliana sta applicando su Gaza non si risolve nei prossimi giorni, ma sappiamo anche che gli studenti sono pronti a dare una risposta continuativa. Questa è solo una delle mobilitazioni che metteremo in campo. Siamo pronti a mobilitarci in università e fuori dall'università per la resistenza palestinese. Chiudo dicendo che è in arrivo a Padova questa sera una studentessa, atterrerà all'aeroporto di Milano e verrà accolta con una borsa di studio a Padova, una borsa di studio di 12.000 euro. Quindi insomma la comunità padovana accoglierà una nuova studente. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie a Marta Zata. Sandro Ponchio in diretta da Padova. Intanto la flottiglia procede nella rotta verso la striscia di Gaza, è arrivata al limite della zona a rischio. Le barche degli attivisti Propal sono circondate da navi, da imbarcazioni militari, è anche stato avvistato un sommergibile. Vediamo dalla stampa delle immagini del brusco risveglio. Stamattina sirene, droni, quindi agitazione a bordo di queste barche. Vediamo, sentiamo.
situazioni di disturbo anche acustiche per fermare i naviganti che però intendono procedere, rischiano l'arresto, rischiano poi di essere rimpatriati, ma non si sa quanto dopo. È ovviamente una situazione in fieri, cioè in divenire, si spera che non accada nulla di grave, ma certo sono persone che sono andate su quelle acque a loro rischio e pericolo. E una decina di imbarcazioni invece sono salpate nel pomeriggio di ieri dal centro storico di Venezia, raggiungendo il porto di Marghera per un'azione dimostrativa contro la partenza di una nave cargo, la MSC Melani III, che è ormeggiata presso lo scalo lagunare. L'azione dimostrativa era stata annunciata dai centri sociali del nord-est contro la partenza del natante, che a loro dire trasporterebbe merci destinate a Israele. Le piccole imbarcazioni sono guardate a vista dalle forze dell'ordine con mezzi navali e moto d'acqua, a bordo una trentina di persone che issano bandiere palestinesi e hanno acceso qualche fumogeno colorato. Ma come sapete c'è stata la strage del 7 ottobre, è stata una carneficina spaventosa, e anche per questo che Israele con Netanyahu ha deciso di intervenire pesantemente su Gaza. Adesso c'è un accordo possibile dopo una trattativa tra Netanyahu e Trump, si aspetta la risposta dei terroristi. Io saluto e ringrazio molto Giulio Bonet, consigliere comunale a San Donale di Piave per Fratelli d'Italia, che ha avuto l'occasione proprio di vedere con i propri occhi e con altri giovani leader all'interno di un'iniziativa dell'ambasciata israeliana quello che è successo nei kibbutz. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Sì, allora io sono rientrato qualche settimana fa, 2 settimane fa da Israele, dove sono stato nei kibbutz di Niroz, Reim, che sono stati fra i kibbutz più colpiti vicino alla striscia di Gaza, proprio anche per un discorso prettamente geografico. Sono siti più o meno a 800-900 metri dal confine, in particolare il kibbutz di Niroz è proprio sul confine con la città di Khan Yunis, e basti pensare, per dare dei numeri, visto che vengono sempre dati i numeri, no, dei morti, ci ritroviamo in un momento storico, in un periodo storico in cui c'è proprio la contabilità di guerra legata ai morti e ai decessi, e lì su 393 abitanti che c'erano nel kibbutz di Niroz, 117 sono stati o uccisi oppure portati all'interno della striscia, alcuni dei quali sono ancora all'interno della striscia di Gaza fra i 48 ostaggi. Tanto vediamo delle immagini che ha scattato proprio lì sul luogo della tragedia. Vediamo, la regia intanto le mostra e ovviamente le mostriamo, le facciamo vedere una distruzione totale. No? Totale. L'85% delle abitazioni sono state date alle fiamme dai terroristi. Questa che vedo, questa immagine, è la casa di Bracha Levinson, che era una signora di 73 anni che era residente appunto del kibbutz di Niroz, e la sua storia è agghiacciante in quanto i terroristi non si sono limitati a ucciderla, ma tra l'altro la sua uccisione è stata postata in diretta sul profilo Facebook. Ma come la storia di Bracha Levinson, ecco, queste sono Carmela e Noia Dan, altre due, una nonna e una nipote, che era andata da casa della nonna, come potrebbero fare tante nipoti in Italia che vanno magari per il weekend, perché ricordiamoci che il 7 ottobre, tra l'altro, che è una cosa che non viene mai detta, avvenne di sabato. Lo Shabbat è il giorno sacro per la popolazione ebraica, per gli ebrei, e al pari di come venne fatta, no, l'irruzione durante il rastrellamento del ghetto di Roma, che anche quello avvenne in Shabbat, anche in questo caso si trattò di un vero e proprio pogrom, cioè i terroristi riuscirono a oltrepassare per la prima volta dopo oltre 20 anni i valichi e riuscirono a entrare all'interno dei kibbutz, quello che ha causato il massacro, nella misura in cui si è visto anche nelle immagini che Netanyahu ha mostrato all'ONU e di cui c'è il QR
QR code ora che gira su diversi gruppi Facebook e WhatsApp, è che per la prima volta i terroristi sono riusciti a oltrepassare i valichi, ma parlando con diversi sopravvissuti dal kibbutz di Nir Oz ci sono racconti di oltre 800 missili lanciati in 24 ore per i 20 anni antecedenti. Quindi quando si parla di una guerra che non è scoppiata ieri, è certo, sono 20 anni di missili che sono stati lanciati dalla striscia, da un'organizzazione terroristica ormai unanimemente riconosciuta come tale, verso i kibbutz vicini. Kibbutz che, ci tengo a precisare, non esistono da 2 giorni, non sono insediamenti israeliani, sono kibbutz che vennero fondati ancora prima della fondazione dello Stato di Israele, per cui non di coloni, come sente parlare, che viene fatta spesso commistione, no, con la situazione in Cisgiordania. È una casetta per i bambini, insomma, anche qui distruzione totale nel cortile. La casa dei fratelli Bibas, questa è la casa dove abitavano i fratelli Bibas, di cui c'è un video online che può anche tranquillamente il pubblico da casa guardare, che erano questi 2 fratellini di pochi mesi e anni di vita che furono rapiti e uccisi a mani nude insieme alla madre Shiri di 33 anni e portati all'interno della striscia, di cui il video, anche là quando si parla delle donne Gazawe, c'è questo video dove si vede il convoglio della Croce Rossa che entra a Gaza e su questo palco ci sono le bare con i corpi di Shiri, dei piccoli fratelli Bibas e di Oded Lifshitz, che è un altro residente del kibbutz sempre di Nir Oz, e con il convoglio che passa fra 2 file di miliziani col mitra alzato, uno show dell'orrore, fu registrato da Fadi Hamad, che era ex ministro dell'interno di Gaza, nonché diciamo uno dei maggiori esponenti della propaganda politica di Hamas. Questa donna con il bambino? E questa è Shiri Bibas, che era appunto la madre dei 2 piccoli fratellini uccisi a mani nude. E di fronte a questo convoglio, no, tutte le donne con i bambini che filmavano e che guardavano, perché c'è proprio la cultura dell'errore, no? L'orrore viene nutrito quotidianamente, tutti quanti vengono coinvolti in questa macchina. È ancora più drammatico, bring him home now, portatelo a casa. Subito un bambino, un neonato. E purtroppo si parlava di portare a casa il corpo, perché il bambino fu ucciso a mani nude dai terroristi di Hamas. Infatti lì a Nir Oz ci sono i fiocchi gialli degli ostaggi e nei fiocchi gialli poi c'è legato un fiocco nero per quelli che sono morti e purtroppo i fiocchi che sventolano sono quasi tutti quanti gialli e neri. Decisamente. Vediamo altre foto, perché questa forse l'avevamo già vista, era uno degli ambienti completamente devastati, poi perché sono stati incendiati, no? Diceva Sì, anche, sono stati incendiate non solo le case, sono stati incendiati i corpi, c'è stato lo sfregio dei corpi. Quello che più diciamo così, ha contribuito a questo massacro è stato il fatto che appunto non essendo abituati i residenti dei kibbutzim vicini alla striscia a queste irruzioni, perché non c'erano mai state, la popolazione si rifugiò negli shelter, quindi nei rifugi antimissile, non sapendo e non immaginando che i terroristi avrebbero fatto irruzione. Questa volta pensavano che fossero delle sirene legate a dei missili, che era diciamo la quotidianità. Questa è un'immagine, cos'è? Questo è Rehim, è un altro kibbutz che è dove ci fu il Nova Festival, quindi diciamo il simbolo uno dei simboli del massacro del 7 ottobre, là quasi tutti quanti di età compresa fra i 20 e questa invece è Mazal, che è stata fantastica nel raccontare, diciamo che è stata una delle ragazze, lei è una sopravvissuta che risiede nel kibbutz di Kisufim, anche questo fra Reim e Nir Oz, quindi siamo sempre in quell'area, e lei era al Nova Festival con i suoi amici Dail e Leila, che furono uccisi, e lei invece sopravvisse perché il colpo del terrorista non la uccise e riuscì a fuggire dalle fiamme, perché i terroristi legarono tutti i corpi e diedero fuoco ai corpi ancora vivi dei ragazzi. Spaventoso. Grazie davvero Bonnet, grazie per averci portato questa testimonianza. Si parla spesso del massacro dei civili a Gaza ed è tremendo pensare che migliaia di bambini, di uomini e di donne vengano uccisi, però non va dimenticato quello che accade il 7 ottobre. Lei ha dato proprio una dimostrazione di quanto a volte si parli senza poi conoscere
i dettagli di fatti raccapriccianti di cui purtroppo la storia è lastricata. Grazie Bonet. Grazie a lei, direttore. Grazie al pubblico. Allora vediamo sempre su Gaza, vediamo una mozione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Era una mozione che poteva essere fatta dalla nostra regione perché impegnava proprio il nostro livello istituzionale, quindi non erano soltanto dichiarazioni simboliche come la mozione presentata d'altronde dalla maggioranza, ma appunto un intervento fattivo su cui si è deciso di non voler intervenire. Giorgia Meloni ha detto chiaramente che è disponibile a riconoscere lo Stato di Palestina, viste anche gli atti eccessivi di Israele, a due condizioni: che siano restituiti gli ostaggi e che non si tratti con Hamas, cioè uno Stato palestinese ma senza Hamas. Non capiamo perché abbiano votato in modo contrario i gruppi di centrosinistra, a meno che non facciano veramente quello che temo, e cioè usare la questione palestinese come una clava di politica interna per attaccare il governo e attaccare il centrodestra. Mi sembra incredibile come il Presidente Federica, davanti a queste semplici richieste, peraltro poi il riconoscimento dello Stato di Palestina e la risoluzione ONU, 80 anni che stiamo attendendo tutto questo, ma evidentemente il Presidente Federica ha fatto un'altra scelta e con la mozione che ha fatto presentare alla maggioranza ha indicato qual è la linea, assolutamente senza contraddittorio, contrario a quello che lui ha detto proprio nei giorni scorsi, che vuole il contraddittorio anche all'interno delle scuole. Ma allora un contraddittorio per che cosa? Per dare ragione a Netanyahu, che è stato giudicato un criminale di guerra? Abbiamo ascoltato accuse al Presidente Federica perché? Perché non si piega a dire quello che vuole l'opposizione, non si piega alla logica degli slogan. Cosa ha detto il Presidente Federica con grande equilibrio e grande coraggio? Ha detto che gli slogan devono restare fuori dalle scuole, restare lontano dai nostri bambini e ragazzi e restare lontano dallo sport con la questione della partita Italia-Israele. Servizio della nostra redazione di Trieste. Andiamo in pubblicità, ma state con noi perché tra poco avremo qui in studio Alberto Villanova del Consiglio regionale del Veneto, è il capo dell'intergruppo Lega Lista Zaia. A tra poco. Arrivano rumors da Roma secondo i quali sarebbe stata sciolta la riserva sulla candidatura di Alberto Stefani a prossimo presidente o candidato presidente della regione del Veneto, però qui abbiamo in studio Alberto Villanova, ancora i giochi non c'è ancora la quadra, no, a quanto pare, no? Non c'è ancora un annuncio ufficiale, sono ipotesi, congetture, anticipazioni, anche credibili, anche attendibili, ma ancora non è stato deciso nulla. Buongiorno direttore. Buongiorno. Sì, è vero, non c'è ancora la decisione, noi ovviamente facciamo il tifo perché venga chiarito a breve, venga insomma dichiarato quello che è il candidato del centrodestra per il Veneto, e quindi Alberto Stefani, un nome su cui tutta la Lega è compatta, su cui vogliamo lavorare e su cui il centrodestra immagino insomma correrà compatto per dare continuità a quella che è stata l'amministrazione di Luca Zaia. Siamo tutti in attesa perché ovviamente nel momento in cui verrà dichiarato il nome, verrà certificato il nome di Alberto Stefani, partirà la campagna elettorale e abbiamo tanto da dire ai veneti, dobbiamo andare a intercettare quello che è il nostro elettorato, un elettorato che in tutti questi anni si è dimostrato fedele al presidente Zaia, e dobbiamo assolutamente andare a prendere queste persone, andare a convincerle ancora una volta della bontà della nostra offerta politica, e quindi siamo tutti in attesa perché c'è tanto lavoro da fare. Ecco, non ci sarà la lista Zaia, non vedremo la lista Zaia, però Zaia sarà capolista in tutte le province, è un traino importantissimo, no? per i Carrocci. Ma lo definirei fondamentale, avere la continuità, avere il presidente Zaia, presidente più amato tra i governatori in Italia da tanti anni, da 15 anni, un governatore che si è sempre speso tantissimo per il Veneto e per i veneti, che ha riportato il Veneto in cima all'agenda politica nazionale, averlo capolista in tutte le province e averlo al fianco del futuro governatore, quindi di Alberto Stefani, è secondo me qualcosa
qualcosa di fondamentale. E posso dire anche che secondo me, direttore, noi adesso abbiamo una missione come Lega, che è quella di arrivare primi nella competizione interna al centrodestra. Il nostro è un movimento che ha sempre interpretato la Liga Veneta, ha sempre interpretato i bisogni dei veneti, e dobbiamo far sì che questo resti ancora una costante, e quindi noi dobbiamo assolutamente arrivare primi nel centrodestra, rispettando ovviamente gli alleati. È una competizione collaborativa, quindi ognuno vuole far meglio, e questo darà un grande risultato, immagino, per il centrodestra qui. Tanto Flavio Tosi ha detto: farò anch'io come Zaia il capolista in tutte le province, no? Bene, io credo sia giustissimo, perché, come dicevo prima, è una competizione che porterà bene all'alleanza, una competizione sana, ognuno porterà ovviamente le varie sfumature del centrodestra. Noi credo che con Luca Zaia, Alberto Stefani, tutti i militanti, tutti i candidati, persone di esperienza, sicuramente sapremo dare un ottimo risultato, portare un ottimo risultato, e come dicevo prima, la Lega deve arrivare prima, deve lavorare per arrivare prima in Veneto. Allora, con Alberto Villanova, vediamo adesso cosa è successo ieri in Consiglio regionale. I giornali hanno parlato di una imboscata al presidente Zaia, è arrivata, qualcuno ha detto, una flottiglia di esponenti del centro-sinistra a contestare il presidente, che sarebbe responsabile di non essere stato pochissimo in Consiglio regionale. Rivediamo cosa è successo. Altre domande? Prego. Se devo fare scorreggiata. Sì. Ci eravamo preoccupati che avesse trovato traffico dal Valbi a Palazzo Ferrofini. Noi siamo in Consiglio regionale, non so se lo ricorda quell'aula. Oggi è l'ultimo consiglio della legislatura, dobbiamo approvare l'esercizio provvisorio. A fine settembre le abbiamo chiesto di essere presenti a questa discussione, e lei non solo neanche questa volta, come altre 180 volte su 200, non era presente. Rispetto per i veneti, rispetto per i 5 milioni di veneti, dov'è? Il bilancio in 12esimo dopo 20 anni, il rispetto dei veneti dov'è? Con un autentico raid, i consiglieri regionali di opposizione irrompono a Palazzo Balbi. Zaia sta presentando un finanziamento a dei palazzetti del ghiaccio esattamente in contemporanea alla seduta del Consiglio regionale, che metterà il Veneto in esercizio provvisorio di bilancio, una modalità che limiterà le capacità di spesa per i prossimi mesi. Se il Presidente non si presenta in aula neanche in questo caso, dicono i consiglieri di opposizione, andiamo noi da lui. Il clima è incandescente. Sta facendo una conferenza stampa su uno stanziamento di 18 mesi che abbiamo approvato col bilancio di previsione, 18 milioni, di 8 mesi fa. Non c'è nessuna novità o urgenza. Se si va a votare il 23-24 di novembre, mi volete spiegare come si fa a votare il bilancio prima delle elezioni? Si poteva votare il 20 settembre, come 5 anni fa, facevamo un bilancio. Ha deciso lei di votare a fine novembre? È lei che ha detto una data. Ho deciso io di votare. Serve questa responsabilità. I consiglieri di opposizione invitano ripetutamente Zaia ad andare con loro in Consiglio regionale, offrendogli un passaggio sul motoscafo che hanno utilizzato per arrivare. Se lei stamattina era in Consiglio regionale, noi non avremmo disturbato nessuno. Pensa che prendi il mio stesso stipendio, Zanoni. Infatti eravamo in Consiglio. Ma scusa, Chioggia. Siamo Montanariello, Presidente, non Chioggia. La prima volta ho fatto in una. Secondo, se mettete avanti sembra essere Ciosotto, io ti ho chiamato Chioggia. Consigliere Montanariello. Scusi, consigliere Montanariello, la sceneggiata oggi l'hai fatta, anzi l'ha fatta, ti do anche del lei. Comunque se c'è sicura di venire noi l'aspettiamo là. Te l'ho già risposto, la terza volta mi incazzo. Va bene? Te l'ho già detto. Si incazza di cosa? Ma si incazza di cosa? Noi stiamo Penso che la sceneggiata sia sufficiente. Questa volta si incazza, cosa vuol dire? Mi spieghi? Siamo noi che siamo incazzati. Alla fine ognuno rimane sulle proprie posizioni, in un incontro che ha scavato un ulteriore solco tra due visioni politiche diametralmente opposte. Zaia resta a Palazzo Balbi, mentre i consiglieri riprendono il motoscafo per Palazzo Ferrofini. Consigliere Montanariello, grazie. Consigliere Camani, buongiorno. Grazie. Scusate, ma devo andare avanti, abbiamo degli ospiti che sono bravi, fate bene. Buongiorno, Mazzolo. Ieri sera Leonardo Padrina, Focus, a Villanova, ha detto come mai hanno fatto questa manifestazione solo oggi, no? Avendola potuta fare negli ultimi 5 anni o negli ultimi 15 anni.
perché è l'unico modo che hanno per far vedere che esistono. Secondo me è stata una sceneggiata veramente vergognosa, ma avete visto, c'era una conferenza stampa con dei ragazzini che erano tutti contenti di essere lì col presidente della regione, era il loro momento di gloria, arrivano questi coi cartelli a insultare il presidente, a interrompere una conferenza stampa, ma veramente anche con degli argomenti che fanno veramente sorridere. Io gliel'ho ricordato ieri in Consiglio regionale, perché dopo ricordiamo che loro dicevano che bisognava rispettare il Consiglio, ma per fare sta sceneggiata abbiamo dovuto sospendere il Consiglio perché la Camni, la capogruppo del PD, era correlatrice proprio dell'esercizio provvisorio, quindi abbiamo sospeso il Consiglio, abbiamo aspettato che finissero la loro messa in scena e quando sono tornati gli ho ricordato una cosa: l'Emilia Romagna l'anno scorso è andata al voto anticipato perché Bonaccini se n'è andato, ha abbandonato la propria regione in anticipo per andare in Europa. E sa cosa ha fatto l'Emilia Romagna? Ha fatto l'esercizio provvisorio e guarda caso il 30 settembre 2024, un anno esatto prima di noi. Non hanno fatto il bilancio prima di fine anno come chiedevano loro, l'hanno fatto a aprile di quest'anno. Quindi io gliel'ho ricordato in aula, loro vengono qui a farci la morale, a insegnarci come gira il mondo, però quando sono loro ad amministrare fanno le stesse cose identiche perché non si può fare altro. Quindi io sinceramente trovo vergognoso che si debba fare politica in questo modo qua. Probabilmente a forza di soffiare o di affiancare quelli che sono i manifestanti pro-PAL che bloccano le strade, bloccano i porti, gli aeroporti, si sono costretti a fare sta roba per far vedere che esistono. Senta Villanova, Manillo intanto sta proseguendo la campagna elettorale. Giovanni Manillo, candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione del Veneto. Qualcuno fa uno scenario, fa questo scenario di un presidente eventuale della Lega circondato da assessorati a Fratelli d'Italia, no? Assessorati pesanti, insomma gli assessorati che contano di più, poi la vicepresidenza della regione, la presidenza del Consiglio regionale. Potrebbe essere così, cioè per un presidente della Lega? Ma l'ho letto anch'io sui giornali, però vede, chi conosce il Consiglio sa benissimo che i numeri della Giunta dipendono dai numeri di consiglieri, cioè dai rapporti di forza che si creano all'interno del Consiglio. E io sono assolutamente convinto, come dicevo prima, che la Lega con il presidente Zaia schierato in tutte le province, con tutti i militanti e i consiglieri, i candidati consiglieri che corrono e tutta gente che sa prendere preferenze, farà un ottimo risultato proprio in continuità con il presidente Zaia. E quindi nel momento in cui questo dovesse avvenire, la Lega, avendo la maggioranza dei consiglieri, ovviamente anche gli assessori rappresenteranno quelli che sono i rapporti di forza in Consiglio. Quindi ovviamente ci saranno delle posizioni come la vicepresidenza, immagino che sarà di un alleato, ma no, io non credo assolutamente che ci sia un presidente circondato da assessori di un'altra forza. Ci sarà ovviamente un bilanciamento, come è giusto che sia. Allora, parliamo spesso di sicurezza, poi avremo più tardi anche un collegamento con Cristian Arboi, c'è stato un inseguimento, adesso sentiremo di cosa si tratta, per cui davvero la sicurezza viene ritenuta di massima importanza dai cittadini. Purtroppo però è un territorio dove si istituiscono le zone rosse, ma poi questi predoni colpiscono addirittura in casa del fratello di Gio Formaggio ad Albettone, colpiscono per la mancanza di un controllo capillare da parte delle forze dell'ordine, che non hanno mezzi e uomini sufficienti. Questo è il dato, no? Ma vede, direttore, secondo me più che la mancanza di uomini e forze dell'ordine, che non sono mai abbastanza, però io credo che il vero problema sia che nel momento in cui uno di questi criminali viene arrestato, noi lo vediamo troppo spesso che vengono rilasciati con una velocità impressionante. Cioè la stessa persona per restare in carcere deve essere arrestato più volte. E come possiamo pretendere che ci sia sicurezza se i ladri, i criminali non si fanno un giorno di prigione? Noi dobbiamo uscire da questa situazione giuridica che si è creata nel nostro paese dopo decenni di buonismo, di tolleranza, di politicamente corretto. Bisogna uscire, bisogna rientrare in quello che è il buon senso. Se una persona commette un crimine, soprattutto verso le altre persone, verso il patrimonio, deve finire in carcere. E i poliziotti e i carabinieri che rischiano la vita tutti i giorni devono essere tutelati e devono poter utilizzare la forza. Negli anni è stata messa il reato di tortura per limitare quelle che sono le potenzialità di intervento delle forze dell'ordine, perché non possono usare la forza per arrestare una persona, non possono immobilizzarla, devono avere
Pensate anche all'uso del taser, che è uno strumento non letale per fermare una persona. Quante volte vediamo i poliziotti, i carabinieri che vanno sotto accusa perché usano questo strumento a tutela degli altri cittadini, magari con persone, con criminali armati? Ecco, bisogna uscire da questa situazione, stare dalla parte della forza dell'ordine, dare la possibilità di intervenire in maniera forte ed energica se serve, e soprattutto far capire che lo Stato sta dalla parte delle vittime, delle forze dell'ordine, e non dalla parte dei criminali. Fino a quando non invertiremo questa rotta che va avanti da decenni, purtroppo ci troveremo in questa situazione. Ma è già passato il decreto sicurezza, una legge che la Lega ha voluto fortemente, che purtroppo ha richiesto 1 anno e mezzo per essere approvata. Ci deve essere un altro decreto sicurezza per inasprire le pene e per andare nelle direzioni che dicevo, e il nostro governo non deve assolutamente avere nessuna timidezza, perché la maggioranza silenziosa del nostro paese è in questo senso, vuole sicurezza e vuole che i criminali vadano in carcere. Allora in regia Francesca Pezza e Tommaso Migot, oggi avrà sentito, ovviamente ne stanno parlando tutti, no? L'attacco del comico Brignano a Domenica In con Mara Venier, che non ha fatto un plissé quando il comico ha detto i veneti sono una massa di ubriaconi. Vediamo come sono andate le cose in questo servizio. Questo signore credo che non debba più essere visto nella televisione pubblica. Il riferimento è al comico Enrico Brignano, finito nella bufera dopo la sua battuta sui veneti definiti una massa di imbriaconi durante un'intervista nel salotto di Domenica In. Oltre alla condanna bipartisan del mondo politico, anche sui social molti veneti hanno esternato all'attore romano tutta la loro indignazione per quella che è sembrata un'offesa gratuita. Ora arriva la lettera del consigliere regionale della Lega Luciano Sandonà, indirizzata al Consiglio d'amministrazione della RAI. L'attore ha deliberatamente esternato varie affermazioni che risultano gravemente offensive nei confronti della popolazione veneta, ha scritto Sandonà, secondo il quale quelle parole non erano né comiche né ironiche. È dovere di un consigliere regionale, del Consiglio regionale del Veneto, oltre che biasimare un comportamento del genere, anche segnalarlo al dovuto organo che poi dovrebbe sovraintendere l'organizzazione e il funzionamento delle trasmissioni RAI, che ricordo è un servizio pubblico pagato da tutti i cittadini, compresi i veneti. È bene non dimenticare che il Veneto attuale è una regione traino, una delle prime in Europa per produzione, PIL pro capite, turismo ed iniziative culturali, scrive ancora Sandonà. Il Veneto, dice, merita rispetto. Una delle pochissime regioni nel nostro paese che fa un avanzo fiscale, detto che è un avanzo fiscale di 15 miliardi di euro, tradotto in termini più terra a terra, diciamo, manteniamo anche tutto il resto del paese, compreso quelli che magari ci prendono un po' in giro. Con questo, aggiunge poi il consigliere leghista, non significa che non si possa fare battute sui veneti. Quando c'è ironia, ma in quelle affermazioni di domenica scorsa abbiamo colto tutt'altro che ironia. Sulla discussione interviene anche il candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra Giovanni Manildo. Il governatore Zaia si è subito levato in difesa del Veneto e ovviamente ha fatto bene, però indignarsi non basta. Bisogna anche lavorare con più energia per sovvertire un'immagine della nostra terra che evidentemente continua ad essere diffusa. Dobbiamo rimboccarci le maniche e imbarcarci in un lavoro per raccontare al resto d'Italia e del mondo cos'è la nostra regione. Servizio di Francesca Bozza, Milanova. Non si perde occasione, però devo dire, succede spesso anche, l'abbiamo visto per tanti anni nei film, la servetta veneta, l'ubriacone veneto, no? Beh, ci ricordiamo delle battute di Toscani, insomma, che è andato avanti per un pezzo, ma secondo me sono delle battute che escono quando una persona magari perde un po' di visibilità e in qualche modo deve trovare il modo, come la sceneggiata che abbiamo visto prima del PD, per farsi notare bisogna spararla, no? E allora la cosa che dispiace è vedere, insomma, diretta pomeridiana su Domenica In, Rai 1, in diretta nazionale, questo che fa delle battute che fanno ridere poco o niente, dette anche con un certo astio, mi sembra di notare, e vedere Mara Venier, una veneziana doc che insomma si presta a questo giochetto, devo dire che quello mi ha dato un po' di dispiacere, vedere Mara Venier che ha sempre detto di essere veneziana, di essere orgogliosa di essere veneta, vedere che si è prestata a questo gioco mi ha dispiaciuto un po'. Dispiace che la RAI non abbia detto una parola, perché secondo me è un comunicato di scuse, insomma, visto che
se andiamo a vedere dove si paga il canone, penso che sia più nelle regioni del nord che nelle altre regioni che si paga il canone. Per quanto riguarda Brignano, se un comico fa una battuta che non fa ridere, il problema è più suo che nostro. E poi noi veneti abbiamo sempre la possibilità di non prendere i biglietti dei suoi spettacoli, e questo secondo me è un messaggio che arriva molto più diretto di tante altre parole. Temo che non avrà grandi fortune in Veneto dopo questa uscita. A proposito di sottile ironia, vediamo come hanno letto questa vicenda Igor Barbazza e Davide Stefanato. La regione più visitata d'Italia è il Veneto. Ciao, il saluto più diffuso al mondo è Veneto. Il Galateo è Veneto. La prima donna laureata al mondo è veneta. La mostra del cinema più antica del mondo è veneta. Le ville palladiane, considerate tra le più belle d'Italia, sono venete. Il tiramisù, dolce tra i più celebri e apprezzati del mondo, è veneto. Marco Polo, il viaggiatore più conosciuto della storia, è veneto. L'Università di Padova, una delle più antiche della storia, è veneta. È una delle città più amate, più visitate al mondo, costruita sull'acqua, è veneta. E tutto questo o che abbiamo fatto da imbriaghi, pensa se fossimo stati sobri. Ciao Enrico. Ti aspettiamo in Veneto. Avremmo fatto da penso se eravamo sobri. Questa è la risposta più bella che si poteva dare, spero un po' di ironia. Gliel'abbiano recapitata. Allora parleremo ancora di regionali, insomma, da qui al 23 e il 24 novembre si voterà lì. Il risultato delle Marche, no? È un risultato che ha visto vincere Francesco Acquaroli, riconfermato governatore. Molti hanno fatto una riflessione sulla campagna elettorale del centro-sinistra che aveva puntato proprio sulla Palestina, sulle manifestazioni, sui propali, eccetera. No? Sì, infatti il risultato che ha stupito di più, a parte la vittoria del centrodestra che era abbastanza scontata, insomma, per gli addetti ai lavori, è proprio vedere che più i partiti di sinistra si sono messi a appoggiare gli scioperi, i blocchi del traffico dei porti e aeroporti, meno hanno preso le elezioni, perché AVS, insomma, che si è spesa tantissimo, abbiamo visto che ha fatto veramente un risultato molto scarso in una regione che era storicamente di sinistra. 5 Stelle non ne parliamo perché ormai sono una riserva indiana, e io sinceramente, anche quando ho visto la chiusura della campagna elettorale di Ricci con la bandiera della Palestina, cioè alla fine questi pensano veramente di andare a conquistare il voto popolare in una regione parlando di Palestina, parlando di Gaza, una tragedia immane che tutti noi vediamo, questa tragedia, ma quando si parla di regionali la gente vuole sentire parlare dei problemi reali del territorio, non andare a fare discorsi di politica internazionale, ma che continuino pure così, che per il resto ci pensiamo noi. Grazie molte Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia, consiglio regionale. Grazie direttore, grazie, buon lavoro. Grazie molte, andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Andiamo in diretta con la sicurezza perché c'è stato un inseguimento a Castelcucco. Torniamo di nuovo da Cristian Arboit. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Abbiamo cambiato location da Borso del Grappa a Castelcucco, dove vi raccontiamo dell'ennesimo inseguimento sulle strade della Marca, non solo della Marca, questa volta anche in parte del Bellunese. Soltanto sabato sera vi davamo conto della tragedia di Sant'Andrea, oltre il Muson, dove è morto Simone Stepic nell'auto guidata dal cugino Michele Stepic, che stava fuggendo proprio all'Alt dei Carabinieri. A Castelcucco questo fenomeno, il fenomeno degli inseguimenti da parte delle forze dell'ordine, era già stato registrato alla fine di quest'estate. Ve ne avevamo dato conto, ma adesso c'è un nuovo episodio e ce ne parla Alberto Cugnal, che è comandante della Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa. Qui con me c'è anche il presidente dell'Unione Montana del Grappa, Paolo Mares, che è poi il sindaco di Castelcucco. Allora, la cronaca dell'ennesimo inseguimento e dell'ennesima tragedia sfiorata, perché insomma, viste le modalità, cosa è successo, comandante?
Sì, nei giorni scorsi abbiamo avuto l'ennesimo caso di fuga, di tentativo di fuga in questo caso, dove un'autovettura a seguito dell'ALT degli operatori di polizia locale è ripartita improvvisamente, quasi investendo l'operatore che chiedeva i documenti, e da lì è scaturito un inseguimento che ci ha portato fino alle porte di Feltre. 30 chilometri. Sì, 30 chilometri di guida a dir poco spericolata, soprattutto perché ci trovavamo in un momento di pioggia battente e oltre alla velocità pericolosa il conducente cercava in tutti i modi di non farsi superare dalla macchina dei colleghi che tentava di fermarlo. A quel punto avete chiesto, se non sbaglio, l'aiuto anche dei carabinieri di Feltre. Sì, e va tutto il mio ringraziamento ai nucleo radiomobile di Feltre per averci aiutato nel fermare questo individuo, che praticamente rallentando e bloccando la statale feltrina e consentendoci di identificarlo e quindi di denunciarlo a piede libero per resistenza pubblica ufficiale. Ecco, tra l'altro, direttore, parliamo della strada regionale feltrina, una delle arterie più trafficate della regione, e una strada che già di per sé ha delle difficoltà infrastrutturali, delle criticità che più volte vengono segnalate anche dai sindaci dell'area, quindi una situazione di reale pericolo. Assolutamente, questo stile di guida, questo comportamento ha messo in pericolo sia i conducenti che si trovavano per la loro strada, sia gli operatori che cercavano semplicemente di fermare un veicolo che non aveva intenzione di farsi controllare, ma anche a quanto pare ai familiari dello stesso conducente che si trovavano a bordo, che si parla della sua compagna e di un bambino di alcuni mesi. Quindi questo soggetto, un quarantenne cileno, non residente qui nel posto, viaggiava con un bambino di pochi mesi in questa utilitaria sostanzialmente, quindi insomma sconcertante. Esatto, sono quegli eventi che ti lasciano quasi senza parole delle volte perché non hanno spiegazione. Ecco, Paolo Mares, veramente lascia basito un fatto del genere, ma non è un fatto isolato, perché appunto proprio voi avete segnalato all'opinione pubblica un mese fa che questo fenomeno degli inseguimenti è in crescita esponenziale anche sui territori, non solo nelle aree urbane. Sì, innanzitutto ci tengo a sottolineare il fatto che, se è pur vero che c'è un fenomeno in crescita, è altrettanto vero che è un territorio molto tranquillo e voglio sottolinearlo. La nostra Pedemontana assolutamente non credo si possa parlare di un problema così grave, tale da creare timori da parte della gente del territorio, di chi vive il territorio. Poi però effettivamente non possiamo far finta che non succeda niente, perché effettivamente questi continui inseguimenti dei quali la nostra polizia locale è attrice principale, effettivamente fanno pensare e bisogna assolutamente mettere mano e pensare di intensificare ove possibile, perché evidentemente possiamo far conto anche di una realtà come la nostra, dove ci sono soltanto 6 addetti alla polizia locale in un territorio piuttosto ampio. Quasi 20.000 abitanti più o meno. Assolutamente, per cui evidentemente sappiamo perfettamente che siamo sotto organico, e già di per sé sappiamo che queste persone, ma non è la prima volta che lo sottolineo, stanno facendo i miracoli, stiamo continuamente facendo nozze con i fichi secchi. E mettono a repentaglio la loro vita, questo lo possiamo dire, comandante Cugnal, perché appunto quello che ci ha raccontato è appunto, come dicevamo prima, una situazione di rischio reale. È un rischio soprattutto per gli operatori, al quale va il mio sentito ringraziamento, che mettono a rischio la loro incolumità per cercare di ristabilire ordine e sicurezza sulle strade. Tra l'altro, ultimissima battuta, tanti di questi soggetti sfuggono all'ALT perché sprovvisti di patente e di assicurazione o di assicurazione. Solitamente il fattore scatenante è questo, o la mancanza di assicurazione o appunto la mancata possesso di patente di guida. Grazie comandante Cugnal, grazie sindaco Mares, direttore da Castelcucco. Per il momento è tutto, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, a te, a Nicoletta Rizzetto. Chiudiamo con lo sport, con l'automobilismo. Torna il trofeo
Regolarità al pago, giunto alla sua quinta edizione. Nel 24 hanno partecipato 45 auto storiche, ma quest'anno si prevede un'affluenza ancora maggiore. L'appuntamento è per sabato 18 ottobre a Pieve dal Pago. Il rombo dei motori, il fascino intramontabile delle auto storiche e lo spettacolo dei paesaggi alpini. Sono questi gli ingredienti della quinta edizione del Trofeo Regolarità al Pago, in programma sabato 18 ottobre 2025 a Pieve dal Pago. Un evento che promette emozioni e grande partecipazione. L'anno scorso sono state 45 le auto in gara, stavolta si prevede un numero ancora maggiore di concorrenti. La partenza è fissata alle 11 dalla piazza di Pieve dal Pago. L'arrivo alle 16:30, dopo un percorso di 150 km con 30 prove cronometriche e 5 controlli orari. Gli equipaggi attraverseranno l'Alpago, il Nevegal e la suggestiva foresta del Cansiglio, con 2 prove speciali nei pressi dell'ex hangar militare. Immerse nel verde dei boschi, tra i profumi della natura e i colori autunnali, le auto storiche moderne sembreranno fondersi con il paesaggio. La pubblicazione delle classifiche avverrà alle scuole elementari di Pieve dal Pago. Seguono le premiazioni alle 17:30. Un appuntamento che nasce dalla passione di Pier Vincenzo De Pra, organizzatore e anima del trofeo, che porta avanti l'amore ereditato dal padre per le vecchie 4 ruote. Le iscrizioni sono già aperte per tutti gli appassionati. Servizio di Nancy Galdi, vediamo gli ospiti stasera a Focus: Guido Bertolazzi, Rosanna Conte, Alberto De Franceschi, Marzio Favero, Paolo Galeano, Giuseppe Montuori, Pietrangelo Pettenò, Matteo Romanello e Silvia Tonolo. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Tommaso Migot, e buona giornata, arrivederci.